321, Susi e Patrizio. News. News, il TG del turismo. Vabbè. Dai. Allora, Comincia comincio io perché Alessandro e Marina, che sono due amici romani, che hanno già fatto una guida Vivere in Roma e raccontando appunto anche luoghi meno conosciuti di Roma, perché ragazzi appunto non è che si può andare sempre negli stessi posti, hanno fatto un'altra guida che si chiama Roma fuori centro, percorsi e aneddoti della Roma multicentrica. Ecco, allora loro vanno nei quartieri, nei luoghi insomma meno conosciuti, naturalmente proprio sai, ce n'è di ogni a Roma, ci sono anche quartieri particolari come Coppedel, questa la conoscete, ma insomma ce ne sono alcuni che sono anche interessanti da raccontare, Prati, insomma tutti i quartieri di Roma, e loro ci danno delle notizie su questo, anche per portare la gente fuori dai soliti luoghi. Certo, e io continuo a incontrare amici romani che non ne possono più, vogliono andarsene da Roma, c'è il giubileo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, allora, una notizia importante, sì. Le compagnie aeree si dovrebbero preparare a una nuova sfida per il 2025, sì. Con l'obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburanti SAF. Sai cosa sono? No, cosa sono Sustainable Aviation Fuel. Ma stanno su però gli aerei? Sì, ma sono dei carburanti sostenibili, sì. Prodotti da fonti rinnovabili. Questo carburante addirittura può ridurre le emissioni fino all'80%, però costano 5 volte di più. Ecco. E tra l'altro i biglietti costeranno di più. Brava, sei già arrivata. Allora, a parte che ce ne sono pochi di questi carburanti, non se ne trovano, quindi appunto costano moltissimo. Guarda caso, le compagnie hanno già cominciato a dire allora dovremmo alzare i prezzi. A questo proposito, e non solo a questo proposito, io andrei sul sito Italia Slow Tour. Andrei, andateci. Sì, ma imperativo. Sì, andateci. E lì potete prendere con lo sconto un'assicurazione di viaggio Columbus, perché non si sa mai se poi voli non voli, magari il volo viene cancellato. Brava, ecco. Allora, vai avanti. Sei assicurato di sempre. Sì. Pensionati per caso. Dai. Allora, c'è un progetto che partiva nel 2020 e che si doveva concludere nel 2025, che è legato a un borgo particolare, che è il borgo di Guarcino, in provincia di Frosinone, dove il progetto appunto aveva questa intenzione di renderlo ecosostenibile, smart e poi anche con integrazione di tutti, insomma, di personaggi particolari, che sono 200 pensionate, anzi coppie, 200 coppie di pensionati, 80 studenti universitari e 20 artigiani, fra piccoli artigiani e piccoli imprenditori. Il borgo quindi si doveva abitare, no? Doveva diventare disponibile per questo tipo di personaggi, che sono poi fondamentalmente appunto queste 200 coppie di pensionati, che però dovevano integrarsi con i giovani e con appunto gli artigiani del posto, eccetera eccetera. Allora questo era proprio in funzione del benessere degli anziani, dell'integrazione fra giovani e vecchi. E com'è andata? Eccetera. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Chi ci va o chi ci abita ce lo racconti, per favore. Scrivete sul nostro sito Italia Slow Tour, perché questo è un tema molto importante. Sì. Riescono questi esperimenti? È molto importante saperlo. Ecco, anche i guarcinesi ci possono scrivere. Benissimo. Dal 7 al 9 marzo a Campobasso si terrà il Social Trekking Molise. Bellissima iniziativa, si scopre il territorio, passeggiate urbane naturalistiche, visite a musei e parchi archeologici, è organizzato da Walden Viaggi a Piedi. Social trekking, lo dice la parola stessa, promuove il camminare assieme, camminare in gruppo, il piacere di viaggiare a piedi, e in questi 3 giorni i partecipanti esploreranno appunto montagne, natura, ma anche siti archeologici. Mi posso immaginare, eccetera, dai. In più artigianato locale.
mondiale. Certo. Bella iniziativa, molto interessante. Nuova scoperta al Castello Sforzesco di Milano. Hanno fatto poi il georadar, no? Tutte queste cose qui, hanno guardato sotto, soprattutto alle mura, no? E hanno trovato dei passaggi che sembra che Leonardo avesse già progettato, quindi erano cose che lui aveva già pensato, che poi è bellissimo andare a vedere il Castello Sforzesco, andare a vedere la stanza di Leonardo, vabbè, è bellissimo, cioè, ci sono andata. Comunque, questi passaggi erano così interessanti perché erano cose militari pensate da Leonardo, ma non c'è solo questo, no? C'era anche un passaggio che permetteva a Ludovico il Moro di arrivare nella camera della moglie, Beatrice d'Este, che poi finché è la moglie si poteva fare anche non passando sotto il sotterraneo, però era così un collegamento più carino, più insomma, dai, bello, no? Da una stanza all'altra, romantico. Leggiamo su Travel Non Stop, che è appunto il sito che poi ritrasmette anche il nostro TG del turismo, che la Spagna nel 2024 ha registrato un nuovo record turistico con 94 milioni di turisti internazionali. Va bene, dai, che hanno speso 126 miliardi di euro. Secondo voi gli spagnoli sono contenti? No. Il ministro del turismo è molto preoccupato perché dice che il paese affronta delle sfide sociali e ambientali pesantissime legate all'aumento dei flussi turistici e infatti stanno correndo ai ripari, ci sono una serie di misure per disincentivare appunto i B&B e quant'altro. Addirittura il primo ministro Pedro Sánchez punta il dito contro gli Airbnb. L'obiettivo del primo ministro e del ministro è tutelare i residenti e promuovere un turismo più equilibrato e responsabile. Anche perché sono i residenti che lo votano, no? Sì, ho capito, ma questo in Spagna e da noi? Da noi. Il problema non è perché viviamo di turismo, dai, e non è inutile dire le solite cose, petrolio o non petrolio, cioè, però è così, lo sappiamo da sempre, noi lo sappiamo da sempre. Però. Non è che lo scopriamo adesso, ma il problema è delocalizzare il turismo, cioè bisognerebbe convincere la gente ad andare in giro per l'Italia, non solo nei soliti luoghi dove la vita per i residenti diventa veramente difficile. E noi modestamente l'abbiamo fatto, lo facemmo fin da quanto tempo fa? 2010-2009. Ma di più, insomma, quando abbiamo cominciato a raccontare l'Italia, i luoghi dell'Italia, l'Italia fra virgolette minore su italiaslowtour.it. A proposito, andate sul sito perché sia che andiate a Campobasso a fare il trekking, sia che andiate in Spagna, un'assicurazione di viaggio è molto importante e sul nostro sito potete avere un'assicurazione Columbus con lo sconto. E altre cose anche, per esempio degli sconti per le macchine, cose. Andateci. Dai che vai con l'ultima notizia che siamo Modica, la casa natale del premio Nobel Salvatore Quasimodo, e quindi hanno aperto appunto è stata acquistata dalla regione Sicilia, carino, no? È giusto? Certo. E quindi adesso diventerà una casa museo che studisce tutte le cose che diciamo riguardano Salvatore Quasimodo nella sua infanzia, perché lui è andato avanti e indietro con la famiglia, ma diciamo Modica è il luogo di elezione, è nato qua nel 901 e c'era affezionato, e lì ci sono tutte le cose che lo hanno formato, ed è bella, no? Poi Modica, ragazzi, andate a Modica, e poi c'è la cioccolata, lasciamo stare, sapevo che arrivavamo lì. Dai, ciao. Salvatore Quasimodo, andate a vedere poi la cioccolata. Certo, è sempre così. Alla prossima. Ciao. E una piccola curiosità. I nostri amici corrispondenti, il viaggiatore seriale e Vélo Dimanche, alla fine si sono incrociati sotto l'Arco di Trionfo per caso a Parigi. Dopo l'incontro per caso mi perdo a Parigi, contemplo la Tour Eiffel, faccio su e giù per la Rive Gauche, ammiro la piramide del Louvre e la maestosità dell'Opéra, vado a prendere un tè al Café de la Paix e senza sapere come mi ritrovo fra 1000 colori. Silvia, ma che sta succedendo? Siamo a Place de la République e stiamo festeggiando il Capodanno cinese. Per celebrare l'anno del drago, sul palco si alternano sfilate e danze tradizionali. Mentre la piazza si accende di rosso, i draghi danzano al ritmo dei tamburi e la folla celebra con sorrisi e meraviglia. Volete partecipare anche voi al TG del turismo?
Allora scriveteci.